Castello di Godego, Confindustria Veneto Est, oggi l'elezione del nuovo presidente che appunto presento, grazie per essere qui con noi, Luigi Gorza, 32 anni, neoeletto presidente. Quali le missioni per questo mandato di 4 anni, quali le prospettive? Beh, la nostra missione è semplice, è quella di creare una palestra dove i giovani imprenditori possono affrontare le sfide del futuro attraverso l'apprendimento da chi è più avanti di noi e attraverso la condivisione tra giovani. Varie tematiche verranno trattate, nel 2025 ci sarà la leadership e poi man mano verranno scelte di conseguenza da tutta la base associativa. Perché questo? Perché per noi è molto difficile prevedere il futuro e quindi per avere un ampio consenso vogliamo anche ogni anno chiedere alla base quali sono le tematiche più interessanti per loro e affrontarle. La tematica scelta verrà trattata tutto l'anno con una serie di eventi appositi. Giovani imprenditori, qual è il sentiment che si respira in Confindustria? Ma io vedo che c'è un sentimento positivo. I giovani hanno energia, sono ottimisti e cercano di vedere il futuro, anche se è molto difficile, con ottimismo. Insomma. Ci rendiamo conto delle difficoltà, sappiamo bene quali sono le sfide, però cerchiamo di vedere il lato positivo sempre. E quindi prospettive di ottimismo, con noi anche la neoletta presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carrona. Lei invece chiediamo un po' come sta l'industria veneta anche rispetto alle crisi europee e internazionali, soprattutto la crisi dell'automotive. Sì. Allora il Veneto ha registrato una contrazione del 2,6% nel terzo trimestre, che va ad aggiungersi anche una situazione negativa nei primi 6 mesi dell'anno. Ovviamente viviamo di riflesso una situazione difficile, molto legata anche alla situazione geopolitica, una situazione che viviamo tutti i giorni e che si riflette sicuramente sulla vita delle nostre imprese. A questo si aggiunge il tema automotive. È un tema che non possiamo considerare solo un tema tedesco, oggi è un tema che si riflette anche nelle nostre aziende. In Veneto un po' possiamo dire che le auto tedesche e francesi parlano veneto perché la componentistica avviene proprio da molte aziende della nostra regione, quindi un problema legato all'automotive è un problema che diventerà anche legato proprio alla forza lavoro e anche a quella capacità che le nostre imprese venete hanno sempre dimostrato verso un export che è sempre stato una forza per le nostre aziende.